L'ha approvato con i poteri della Giunta, ma ancora non l'ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio Comunale perché venga inserito all'ordine del giorno. In una nota indirizzata al commissario straordinario del Comune di Agrigento, Luciano Giammanco, e al dirigente del settore finanziario, il Presidente del Consiglio Comunale, Carmelo Settembrino, esprime le proprie perplessità in merito alla vicenda. Essendo venuto a conoscenza dell'approvazione del bilancio preventivo 2014 da parte vostra con i poteri della Giunta, scrive Settembrino al commissario e al dirigente, si fa presente che alla data odierna non è pervenuta a questa Presidenza nessuna proposta di delibera per l'esame del Consiglio Comunale. Si rammenda, si legge nella nota, che nel regolamento di contabilità i consiglieri comunali possono presentare emendamenti al progetto di bilancio entro 20 giorni dalla data di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio contenente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio stesso. Considerando questo, il Consiglio potrà esaminare la proposta negli ultimi giorni dell'anno, pertanto vi invito a far pervenire la proposta di approvazione del bilancio preventivo nel più breve tempo possibile. E a proposito di comune e territorio, in un comunicato stampa il consigliere del PD, Marco Vullo, punta i riflettori sul contratto di quartiere Villa Seta Monserrato dopo l'incontro dell'11 novembre avuto con il commissario Giammanco sulla questione finanziamenti, in cui sembrano emergere i primi dati positivi. Sono venuto a conoscenza, scrive Vullo, che il 5 dicembre il commissario Giammanco insieme ai dirigenti comunali avranno un incontro in assessorato regionale infrastrutture e mobilità per fare il punto della situazione sulla vicenda. L'incontro servirà a capire la situazione relativa ai progetti attualmente in essere per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei due quartieri, per chiarire quali iniziative si possono mettere in campo in maniera sinergica tra il Comune e l'assessorato regionale. Sono fiducioso che il ricorso possa definirsi positivamente e che le somme, quasi 6 milioni di euro, ritornino nella disponibilità del Comune e dello IACP per l'inizio delle opere di completamento, rimanendo assolutamente convinto, conclude Vullo, che per i quartieri di Monserrato e Villa Seta questa vicenda costituisca l'unica e sola possibilità per aver restituita la giusta dignità che meritano.